Sì. Aici. Quando esti nascia? Queste sono difficili da scrivere. Su Sanno dico che è su 27, però su 3 è marzo. Ah, ecco, su 3 di marzo 1927. Su babbo via da, non via da agricoltore, via da a Carzu de Zumere e Corrias de Ghilarza. E via, ci sta tantos anni, poi senza mai non ha fatto nulla. A sera andai da Mimmi sempre. Nico andai da Murghe Sarvacas e Fausto. Fausto andai prima di andare a ceramica. E a Mimmi mi mandai da Seba, che le ha risultate, dei nove che le ha dove sono messo. Quanti anni aveva quando portava il latte? 6 anni, forse di più avevo. Dai 6 anni in su. Da 7 a 8 anni così. Così e cominciavo a andare con mio padre. Mio padre mi aveva insegnato come andare a cavallo, imparava lui, perché lui andava sempre a cavallo, aveva una cavalla molto bella e quella non la toccava, non toccava quella. E un altro cavallo che avevamo, allora lo portava mio fratello sempre e io lo portavo. Però andavo sempre a portare il latte e mi diceva lui mio fratello, che adesso è morto, poverino, a Baia Zeba non dovevate camminare in meta, non dovevate recadime su Sarveghe, su Bistiamene. No, non dovevate camminare in meta. Capite, babbo mi imparava ad andare a Bello, a portare sul latte a Bello. Capite, io sulla malaia non potevo andare. E adesso devo andare io. Ce le aveva le scarpe? Le scarpe? E qualche volta ce le avevo, qualche volta la festa, la domenica andavo in chiesa, ce le avevo per andare a scuola lo stesso. Poi me le toglievo quando andavo a casa sempre. Abitavamo lassù. No? Perché se le toglieva? Perché mia madre, quando babbo si è ammalato, non faceva più a comprarmi le scarpe. E allora me le faceva togliere. E camminavo scalza. Quando io ero bambina, poi scoppiata la guerra, la seconda guerra mondiale. È stata, io ero ragazzina allora, e mi aveva fatto un vestito mamma di una bandiera, una di una bandiera e uno dell'altra. Che bandiera? Che bandiera era? Era rossa e verde. Però che bandiera era? Non lo so. Forse era un pezzo della bandiera italiana? Ecco, un pezzo della bandiera italiana sì, era perché era verde, rossa e bianca non c'era, poi sono andata a Roma. E quando è partita a Roma? Sono partita che avevo 15 anni, non ce l'avevo, 18 forse. 17 e mezzo, una cosa così dicono tutte. E come era successo? Era successo che mio padre si era ammalato e mia madre lo stesso. E allora io avevo bisogno di lavorare, avevo bisogno perché quando mi sposavo mi facevo la casa e mi facevo il coso, allora c'erano immobili da comprare. Quindi lei rientra da Roma con un risparmio, era riuscita a guadagnare qualcosa. Lei se lo ricorda quanto veniva pagata a Roma? No, questo non me lo ricordo.
quanto avevo quando sono venuta a Roma? Avevo 40, 45, 45.000 45.000 lire di risparmi. di risparmi. E poi avevo il corredo che mi aveva comprato mia sorella, che avevo comprato con mia sorella, che era a Roma allora.